Ciao Alex, che faccia? Aspetta, lascia che indovino. Il tuo capo si è incazzato perché arrivi sempre tardi, visto che devi accompagnare i tuoi figli a scuola. Ah, c'è dell'altro? E poi, vediamo, tua moglie vorrebbe i soldi per rifarsi le tette, eh? Beh, certo. Quale moglie non vorrebbe delle tette più grosse? Ah, ho capito. Il più grande vuole il cellulare nuovo e il più piccolo la nuova PlayStation. Ma non fare quella faccia, dai, cazzo. È tutto normale. Ma non lo vedi ogni giorno quello che trasmette la pubblicità? Nuove auto, nuova tecnologia, posti incantevoli, crociere, corpi di donne vogliose, eccetera, eccetera, eccetera. Lasciatelo dire, tu sei limitato, non vedi oltre. Lavori nello stesso posto da 20 anni, non chiedi mai un aumento, non ti impegni più di tanto e pieghi la testa ogni volta che il tuo capo respira. Svegliati! Il mondo è della gente capace, che ha degli obiettivi, che vuole accumulare quattrini e permettersi di più di una casa di proprietà, di una moglie e di due marmocchi rompicoglioni. Tu, che cazzo fai per migliorare la tua esistenza, eh? Cosa? Già, è vero, fai volontariato. Ah, che figata! Cioè, tu parte del tuo tempo lo dedichi alle altre persone che non sai neanche che cazzo sono e non ci guadagni neanche un centesimo. Sì, sì, ma il tuo cuore e la tua anima ne traggono giovamento, ti senti di contribuire, fai una bella azione, certo, certo, bravo, 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 proprio da furbo, eh? Però poi vai a casa e subisci l'attacco delle cavallette. Magari tu sei anche uno di quelli che quando vede un barbone all'angolo della strada gli si avvicina, gli parla e magari gli dai anche qualche euro. Sì! Lo sapevo, sei proprio irrecuperabile. Quel barbone non è colpa tua, non puoi salvarlo. Cosa dici? Ah, che gli scaldi il cuore. Cazzo, ancora con sto cuore. Hai rotto però. Il cuore deve solo battere per tenerci in vita e fare le cose importanti, le cose che contano veramente, affari, viaggi, club esclusivi, persone che contano. E tu cosa fai? Perdi tempo con uno che si è arreso alla sua situazione di fallito e adesso chiede l'elemosina? E le dette di tua moglie che ci pensa? E al cellulare per tuo figlio? E la vacanza che ti volevi fare ai Caraibi? Vedi, ti spiego. Il sistema funziona perfettamente per chi lo conosce. Ti trovi un lavoro, ti sposi, fai dei figli e poi ti fai un amante. Capisci? Ce l'hai un amante? No? Ma vedi di far carriera, soldi, e così ti fai l'amante e ti compri tutto quello che dice la televisione. L'economia gira, il PIL cresce, la gente è felice. Ogni tanto capita che qualcuno fa casino ed il sistema si inceppa un attimo. Ecco, il punto è riuscire a stare nel sistema. Una volta che l'hai compreso,
sei a posto. Non è difficile, su! Per far star bene un quarto del mondo, gli altri 3/4 devono arrancare. Chiuso? Inteso? Come dici? Ci si potrebbe accontentare del necessario? Ma che cazzo? Respiri aria o ammoniaca? Il necessario è per i mediocri, caro mio. E poi cosa intendi per necessario? Una famiglia che ti vuole bene, 3 pasti al giorno, 2 paia di scarpe all'anno. Questo è per gli ipocriti o i falliti. Sveglia! Cosa dici? Ma no! Tu devi puntare al massimo e capire che per avere di più, qualcuno deve avere di meno. Cazzo! Non l'ho deciso io, è così che va il mondo. Scappo, che ho già perso anche troppo tempo con te. E salutami, tua moglie. Mediocre!